ingrassava. Lampi, fulmini, saette, una pioggia mai vista, delle gocce grosse così. Stu. Tutto il paesaggio era invaso dall'acqua. Non si vedevano più neanche i tetti delle case, neanche le cime delle più alte montagne. C'era acqua dappertutto. Marito mio, sono preoccupata. L'uovo? Me l'hai spatasciato su. Signor Minosse? Scusi, Il mio amico
vorrebbe dirle una cosa. No, è che il mio amico che le voleva dire che noi due non siamo delle vergini! Ah no! Fa vedere, no! Il indovino, no? Così che fai vedere che, ecco, anche la parrucca, che anch'io, no? Che siamo, signor Minò, siamo due giovani, due amici di Teseo. Ecco, comunque arrivederci signor Minos, arrivederci. E nel frattempo prendiamo con noi tutte le vergini che abbiamo liberato, capito? Che non sono andate nel pasto del Minotauro, ma le abbiamo liberate con tutto lo stratagemma, le mettiamo sulla piccola barca e andiamo dritto ad Atene, dove c'è ad aspettarci sugli scogli il re Leone. Imponente, vai, sui scogli, vai. È imponente. Signore! Una nave si avvicina! Che colore sono le vele? Sull'albero maestro Mi devi chiamare Fido Servo! Perché altrimenti io non capisco che tu stai parlando con me! Hai capito? Fido Servo! Allora io subito capisco che tu stai parlando con me. Hai capito? Vai! Signore! No, non sei concentrato. Vai. Signore! Fido servo! Signore! Ci sei o non ci sei? Sì! Vele nero all'orizzonte! Che non ti arruolino, devi seguire la tua fantasia, passo dopo passo, e lasciare che le cose ti succedano, senza farle accadere. Devi nasconderti in un labirinto, così uno guarda nei tuoi occhi e non vede niente, perché se ti vedono ti prendono e ti portano via come l'uaiano, come tutti gli altri.